take your marks. Intanto ricordo nuovamente che sul sito del Comitato Regionale del Veneto www.finveneto.org sono disponibili tutti i risultati insieme a tutte le start list, quindi anche per la giornata di domani. Tutte quante le starting list aggiornate in tempo reale sul sito www.finveneto.org. 200 dorso femminili, quarta serie blocchi di partenza, in 1 Aurora Fiorentino, in 2 Giada Dori, in 3 Martina Battistella, in 4 Christy Kapfer, in 5 Henry Bice, in 6 Elisabetta Perruzzetto, 7 Camilla Saleri, 8 Martina Mori. In acqua con la prima serie dei 200 dorso ragazzi. Passaggio più veloce ai 50 metri, quello di Andrea Zannelli, 31,51. La situazione cambia ai 100 metri con Giovanni Barrison che sale in prima posizione, 1,04,97, 33,26 i suoi secondi 50 metri. Zannelli 1,05,69, 34,18 i suoi secondi 50 metri. Poi Cullen Thomas in terza posizione, 1,05,92 il suo passaggio dopo 2 vasche di gara. Attenzione però a Davide Nardin, già medagliato in questa gara, o meglio nella gara dei 100 dorso ai giovanili di Riccione. Thomas Ceccon, più giovane, classe 2001, ha vinto 5 medaglie d'oro allo Stadio del Nuoto, primatista italiano ragazzi primo anno di 3 specialità, 50 100 dorso e 50 farfalla. Virata dei 150 metri, ancora Giovanni Barrison al comando, 33,83 i suoi terzi 50 metri. Atleta targato Mirano Nuoto che nuota in quinta corsia, va a prendersi la vittoria dei 200 dorso ragazzi. 2,11,87 Giovanni Barrison. Davide Nardini seconda posizione, 2,13,73. Cullen Thomas in terza posizione, 2,15,0.